Vicino a me Giacomelli, mi viene in mente di chiedergli un sacco di cose, ma soprattutto qui sotto c'è la sua macchina che stanno cercando di far partire. Ma come andava? Com'era questa macchina? Poteva far di più? No, innanzitutto buongiorno a tutti, ma non saprei neanche da che parte incominciare perché è stato un periodo fantastico della mia vita di sportivo e di uomo, e ci sono talmente tante cose che vorrei dire e raccontare, non saprei proprio da dove partire. Sicuramente la Formula 1 è stata per l'Alfa Romeo molto difficile, sono stati degli anni molto difficili dove i regolamenti purtroppo cambiavano continuamente, e quando l'Alfa Romeo è ritornata alle corse di Formula 1 nel 79 ho avuto l'onore di guidarla io, e purtroppo il programma è durato solo 3 anni.